casta diva che inargenti queste sacre antiche piante. Forse l'autore nello scrivere questi versi ha fatto memoria di ulivi e boschi della sua Liguria, illuminati dalla luna, perché il librettista di Norma fu cittadino genovese residente per molti anni a Moneglia. Di nome Felice, primo di 12 figli, nasce in Genova verso la fine del secolo XVIII, circa 50 anni dopo che Matteo Vinzoni, nativo di Levanto, ha eseguito il rilievo topografico di Moneglia per l'Atlante di Sanità, voluto dalla Serenissima Repubblica di Genova per evidenziare casette e castelli posti a guardia e difesa del territorio. Così Moneglia appare come un piccolo borgo quasi schiacciato tra la collina retrostante e l'ampia spiaggia, che è guardia allo scalo. Due castelli, una a destra e una a sinistra, controllano l'orizzonte tra colline terrazzate e aspre scogliere. Quando Matteo Vinzoni arriva in barca per effettuare i rilievi, nel mese di maggio dell'anno 1723 prende alloggio in un'osteria, ma la notte decide di dormire nella barca, sopra i bauli, per la quantità di cimici che erano nel letto. Per tutto il giorno seguente restano a sua disposizione una barchetta e i camalli con un costo di 5 lire. È un territorio ristretto e il commissariato di Moneglia, visto dal mare, presenta scogli inaccessibili, spiagge e scali per circa 4 miglia di lunghezza, ville sulle colline e un piccolo agglomerato di case parallelo alla spiaggia. Ma raggiunto il borgo, appare evidente come una vita di semplici scambi economici, di rapporti sul mare con altre terre e culture, abbiano dato vita alla bellezza dell'arte e della musica. L'anno 1788 nasce in Genova Felice. È il primo di 12 figli di Angelo Romano e Geronima Viacava. È un giovane che è dotato moltissimo per lo studio e i suoi studi avverranno con un personaggio molto importante che è un grecista, Giuseppe Solari. Lo avvierà all'amore per l'arte, per la cultura e soprattutto per la cultura classica. La sua vita si svolge tra Genova e Moneglia, dove la famiglia ha tanti possedimenti, ma i problemi economici che vengono a crearsi portano il giovane poi ad apprendere tantissimi impegni e responsabilità verso la madre e i suoi fratelli. Prende a girare per l'Europa, per l'Italia, si reca tanto a Milano, a Venezia, a Parigi e nel frattempo scrive opere, scrive poesie, diviene un letterato, ma la sua attività principale è e sarà poi quella di librettista. Comincia a scrivere i primi libretti delle opere che è un giovane, quando a 17 anni cambia il suo cognome da Romano a Romani ed è Felice Romani, uno dei maggiori librettisti della nostra epoca letteraria. Egli vive in un periodo particolare che è il periodo della rivoluzione francese, poi napoleonico, il periodo dei francesi e dei tedeschi poi a Milano e del primo regno di Piemonte. E quindi vive fino all'unità d'Italia gli sconvolgimenti di questo periodo storico così particolare. La sua amicizia con i letterati viene completata anche dall'amicizia con i compositori. Sarà amico di Bellini, di Rossini, di Donizetti, per i quali comporrà i versi per le più belle e importanti opere liriche. I versi del Turco in Italia, che compone per Rossini,
comporrà poi i versi per La Norma e La Sonnambula e tante altre opere che gli verranno poi affidate successivamente. La sua vita scorre quindi tra l'Italia e Moneglia, dove passa grandi periodi di tempo. Richiamato a Milano, diviene per un certo periodo di tempo direttore del Corriere delle Dame e rifiuta di fare il poeta Cesareo per l'imperatore d'Austria a Milano, cosa che gli era stata richiesta. Ma lui preferisce rimanere più vicino a una visione di un'Italia unita e infatti in futuro accetterà poi la decorazione dei santi Maurizio e Lazzaro da Carlo Felice. Gli ultimi anni della sua vita li passa sempre nel campo dell'arte, della poesia, ma soprattutto della scrittura delle opere, e morrà appunto qui in Moneglia nel 1865. Una furtiva Sulle note dall'ouverture Il Turco in Italia andiamo a visitare la Moneglia di oggi, ridente cittadina turistico-balneare in cui appaiono evidenti i ricordi di un lontano passato. Entrata a far parte della Repubblica di Genova, Moneglia ebbe il suo primo castello a protezione della parte occidentale del paese. La fortezza di Monleone, cui si aggiunse secoli dopo la fortezza di Villafranca, eretta per la difesa dai corsari barbareschi. Come nel resto della riviera, la pirateria era una piaga dolente nella vita delle popolazioni costiere ed anche Moneglia subì nei secoli attacchi e distruzioni. Una popolazione legata al mare, agli scambi commerciali e abituata a vivere il dramma delle ricorrenti pestilenze, ad accettarle nella visione del trionfo della morte affrescato nell'oratorio dei disciplinanti, sotto lo sguardo benevolo di Maria col bambino e santi dipinta su una tavola per la confraternita. Posta sulla piazzetta della chiesa di Santa Croce e pregevole esempio di espressione artistica dei secoli dal XIII al XVII, la piccola struttura presenta un ciclo di affreschi che comprende su 7 strati il rapporto tra fede, vita e lontane tradizioni del paese. Il richiamo a San Valeriano e alla traslazione delle sue ossa da Lavagna rimanda alla legione tebea e alla figura di San Maurizio, venerato nelle vicine colline, mentre le immagini di santi presentano tra gli altri San Martino, San Cristoforo, San Giorgio e una semplice rappresentazione del volto santo di Lucca, a significare gli scambi commerciali intrattenuti con terre toscane, soprattutto il commercio della lana, testimoniato dall'epigrafe funeraria posta a fianco destro dell'oratorio, a ricordo di 2 fiorentini di cui uno mercante di lana.
sulla piazzetta, abbellita da un artistico Risseau, si affaccia alla chiesa di Santa Croce, ricostruita e modificata sul sito della primitiva pieve. Al suo interno un Cristo crocifisso, origine della dedicazione della chiesa, è legato alla tradizione che vorrebbe essere stato portato a riva dalle onde durante una tempesta. Al lato opposto del borgo, sotto il castello di Monleone, la chiesa di San Giorgio testimonia con la sua dedicazione lo stretto rapporto con Genova e con i suoi abitanti. Officiata dai francescani che fecero realizzare il convento e il chiostro, qui ebbero come servo un giovane nel paese, di nome Clemente Dolera. Questi, per l'attitudine allo studio mostrata, fu dai frati inviato a Bologna, entrato nell'ordine dei frati minori, divenuto vicario generale, seguì i lavori del Concilio di Trento. Chiamato Monilianus per la sua origine, fu ministro generale dell'ordine e riformò la Chiesa con le costituzioni che presero il nome di Monilianenses. Nominato dal cardinale dell'Ara Celi in Roma, ebbe una fitta corrispondenza col cardinal Borromeo e alla sua morte lasciò tutti i suoi importanti beni all'ospedale degli Incurabili di Roma. La chiesa, a 3 navate, conserva oggi pregevoli opere di pittori d'ambito ligure, tra cui un'Adorazione dei Magi, forse opera giovanile di Luca Cambiaso. E un gruppo ligneo di San Giorgio che uccide il drago. Certamente il giovane Felice avrà passeggiato lungo la spiaggia e forse sarà rimasto affascinato dalla storia delle antiche catene poste sulla facciata della chiesa di Santa Croce a ricordo della guerra contro Pisa. Alla battaglia della Meloria nel 1284 i monegliesi avevano partecipato con proprie imbarcazioni in appoggio a Genova, anche per vendicare le invasioni subite nei secoli ad opera dei pisani in aiuto ai Malaspina e ai conti di Lavagna. Tra i combattenti si erano distinti Ascasera e Trancheo Stanco, e i 2 anelli di catena ricevuti nel 1290 testimoniavano la riconoscenza e la vicinanza della Repubblica, che aveva appeso parti delle catene in 16 luoghi della città, tra cui la chiesa di Sant'Orpete, chiesa che era della comunità pisana, Palazzo San Giorgio, che aveva ben 13 anelli di catena, Porta Soprana, la chiesa di Santa Maria di Castello, perché secondo un'antica tradizione questo era il posto del primo fonte battesimale di Genova. Le catene che chiudevano il porto pisano segnavano una storia di supremazia sul mare Tirreno e di conquista di nuovi mercati. La battaglia della Meloria nell'affresco del David celebrava il vincitore, dimenticando le migliaia di morti e i 10.000 prigionieri ammassati, dice la tradizione, in campo pisano, dove nobili e ricchi potevano pagare il riscatto, ma per gli altri fu la morte per stenti e fame. Tra i prigionieri furono Rustichello da Pisa e Oddo, figlio del conte Ugolino della Gherardesca di dantesca memoria. Così Uberto Foglietta, nelle storie genovesi, descrive la fine della battaglia.
Alcuni miserabili all'inizio erano morti bruciati come fiaccole. Molti, caduti per vari motivi, erano morti. Ed altri, durante la stessa battaglia, erano caduti semivivi in mare, erano precipitati. Qui avevano implorato misericordia da coloro che erano sopra le navi, soprastanti, sopra le imbarcazioni. Ma questi avevano completamente dimenticato la misericordia. Orribile era, in prima cosa, il mare, completamente colorato di rosso, quindi frecce, scudi, aste e parti di esseri umani che erano ancora che dovevano morire e che poi sarebbero successivamente morti, erano in questo mare. Il Foglietta racconta dopo che i prigionieri erano stati un numero talmente alto, anche i morti erano stati alti, anche per i genovesi, ma i prigionieri erano stati in tale numero che con altri che erano stati presi nelle precedenti battaglie, in varie occasioni, portati prigionieri a Genova, nelle carceri, raggiungevano la somma di poco di più di 9.000, con poi quelli che non erano né genovesi né appartenenti a Pisa, erano un numero che arrivava circa a 11.000. Tanto è vero che venne poi un detto secondo il quale, eccolo qua, se vuoi vedere Pisa, vai a Genova. La descrizione poi continua col dolore delle spose, delle madri e delle figlie che piangevano, si battevano il petto e si strappavano i capelli e con voce flebile chiamavano chi i fratelli, chi i figli, chi gli altri parenti, chi i coniugi morti. Molti secoli dopo, solo con l'Unità d'Italia, le catene saranno restituite a Pisa e poste nel cimitero monumentale a memoria dei caduti. Luca Cambiaso nasce a Moneglia nel 1527 e muore all'Escurial a Madrid nel 1585.
sia sacro ti sia tal dono come fu sacro a Thank you.